Allora, eccoci qua, 7 partiti, 2 canne, una sono in boccatura e una un poco più avanti, giusto per dare un po' di distanza. 2 cefaletti, teleferichina come sempre molto leggera, 2 ami e alle 8:30 picco di alta marea, quindi una situazione che andrà a migliorarsi. Abbiamo visto come la mareggiata, una mareggiata incredibile di scirocco, viene bloccata da questa massicciata davanti a me, proponendo tanta schiuma dentro le vasche. Speriamo che qualche branzinotto abbia voglia di entrare a cercare cibo magari in serata, quando la situazione, come appunto stiamo vedendo, è molto più tranquilla. 7:30, una tocca da infarto. Ho tenuto un attimo la canna in mano ma non è ripartito. Veramente una sfiga spaziale. Cefaletto ancora vivo, si vede che l'ha preso in bocca, ha sentito un po' di resistenza, ha mollato. Eccoci qua, 7:30, una mezz'oretta di pesca e già parte la prima. Probabilmente ha sentito un po' di trazione, un po' di resistenza dall'altra parte e si è mollato. Questo è un classico errore da non fare con i branzini che hanno bisogno di spazio, di poter partire tranquilli, di ingoiare con calma, andarsene con il cefaletto in bocca e poi ingoiarlo con calma. Siamo stati sfortunati la prima, solo mezz'ora. Controllo anche l'altra canna, non porta niente di buono, presenza di cefalopodi. 8:15, tra poco picco di alta marea, il momento che mi ha sempre regalato delle gioie. Incrociamo le dita. Ho appena rilanciato tutti e 2 cefaletti, cielo incredibilmente nuvolo. 8:30 puntuale come un orologio svizzero. Pensavo fosse vento, mi avvicino alla canna, chiudo la frizione, prima testonata, seconda testonata, lascio filo, ferro, fa un secondo in canna e smolla tutto. Veramente una sfiga spaziale, speriamo che non ci sia 2 senza 3 questa sera, Veramente incredibile stasera. 2 partenze, 2 lisci, porca miseria. Adesso rinnescato, rilanciato. Ho ancora un cefaletto, speriamo bene. Nove e mezza, non c'è 2 senza 3. Eccoci qua. È la prima dell'anno, l'abbiamo presa. Ancora vivo? Sei sbattuto? Ancora vivo? Ma dopo la scodata. Lo vedi che... Sei quasi preso. Eccoci qua, 10:30, termina qua questa meravigliosa avventura. La prima principessa, la prima regina, la prima spigola di stagione è arrivata. Uno spot che volevo provare da tanto tempo, era già da poco che ci girava attorno. Ho visto la condizione giusta, 8:30, picco di alta marea, il mare stava iniziando a calare, c'era tanto vento, ma domani forse era troppo tardi e sono sceso. 2 volte lisciato, la terza non ho perdonato. Questo pesce lo dedico soprattutto a tutti i ragazzi, agli uomini di Chiavere e Lavagna, pescatori come me, che seguono il canale. Un abbraccio a voi, questo pesce lo dedico a voi. E niente, noi ci vediamo alla prossima avventura, continuate a seguire il canale, continuate a iscrivervi al canale, perché le avventure non finiscono mai.